Si parla di autonomia a Palazzo Belgrado ed è là che andiamo subito, dove c'è per noi Valentina Bearzi. Buonasera Valentina. Buonasera Giorgia, ci troviamo nell'ex sede della provincia di Udine, Palazzo Belgrado, dove è in corso un incontro, una tavola rotonda dedicata ai temi dell'autonomia e della sussidiarietà, organizzata dal Patto per l'Autonomia. Sono con Massimo Morettuzzo, capogruppo in Consiglio regionale di Patto per l'Autonomia, e Luca Azzano Cantarutti, rappresentante del Patto per l'Autonomia Veneto. Cominciamo intanto dalle ragioni di questo incontro, un incontro che coinvolge autonomisti di tutto il nord. Sì, noi abbiamo chiamato a raccolta rappresentanti anche istituzionali importanti dei vari movimenti autonomisti, dall'Unione Valdôtaine della Val d'Aosta al PAT del Trentino, al Südtirol Volkspartei, alla Slovenska Skupnost, agli amici del Veneto, appunto, perché crediamo sia questo un momento importante per ragionare sui temi dell'autonomia e della sussidiarietà. Importante come non si vedeva da anni, perché sembra insomma ci sia una nuova stagione di regionalismo in Italia, noi speriamo ci sia una nuova stagione di regionalismo, dove il tema dell'autonomia può davvero diventare uno strumento importante a disposizione dei territori e delle comunità per affrontare anche le situazioni di crisi economiche che si paventeranno. Tutto in una logica assolutamente di solidarietà nazionale, non si tratta di mettere in discussione assolutamente questo principio, ma sicuramente col principio cardine che l'autogoverno delle comunità e dei territori è efficiente e efficace rispetto a una gestione centralista che sta dimostrando tutti i suoi limiti. Autonomia anche dal punto di vista economico e fiscale, che cosa ne pensa del patto che è stato siglato da poco dal governatore Fedriga? È soddisfatto delle cifre? Ma sono soddisfatto del fatto che finalmente il tema è centrale. Noi l'abbiamo posto con forza prima in campagna elettorale e poi dentro l'aula del Consiglio regionale. Siamo soddisfatti della situazione che finalmente si contratta insomma, con Roma qualcosa che prima veniva deciso senza colpo ferire, senza che l'aula del Consiglio potesse esprimere una sua opinione. Rispetto alle cifre del Presidente Fedriga aspettiamo davvero di vedere i numeri, perché questi 836 milioni secondo noi sono molti di meno, perché altri erano invece degli accantonamenti, buona parte, più di metà erano accantonamenti che erano già cessati insomma, il 31 dicembre 2018, però prendiamo sicuramente atto della volontà di ripartire una trattativa serrata con lo Stato e aspettiamo di vedere le carte. Perché pensa che comunque la giunta Serracchiani da questo punto di vista non avesse lavorato allo stesso modo? Ma noi crediamo che le ultime due legislature, quindi sia i patti fatti da Tondo con Tremonti e da Serracchiani con Padoan, siano state delle autentiche sciagure per il Friuli Venezia Giulia. C'è stato un prelievo forzoso dal nostro bilancio, ricordiamoci che negli ultimi 6 anni sono stati prelevati oltre 7 miliardi di euro, vuol dire un quarto del bilancio regionale. A qualunque famiglia, a qualunque impresa che si sottrae il 25% del proprio budget, si capisce benissimo quali sono le conseguenze che ne incorrerebbero. Soprattutto tenendo presente che questo prelievo è stato più che doppio rispetto alla media nazionale. Ecco, questo è stato inaccettabile ed è fondamentale cambiare rotta. Di autonomia, soprattutto economica, si parla tantissimo anche in Veneto, con la partita dell'autonomia rispetto a Roma che si vuole chiudere assolutamente da parte della Lega prima delle elezioni europee. Lì i presupposti, secondo voi, sono giusti, sono corretti? Si poteva chiedere di più? Ma bisogna chiedere di più, nel senso che abbiamo davanti una Lega, la Lega di governo, che di fatto sta frapponendo tutta una serie di resistenze, e abbiamo viceversa una Lega che sul territorio, una Lega veneta, bisogna dare atto, si sta impegnando. Però c'è questa sorta di dicotomia assolutamente incomprensibile, se non malignando, tra quelle che sono le spinte che provengono dal popolo veneto, che ricordiamo 1 anno e mezzo fa ha votato con una percentuale del 98,1% il sì a maggiori forme di autonomia. Questa spinta viene incarnata dalle istituzioni venete che vanno a Roma, trattano, ma quello stesso movimento, la Lega, unitamente ai 5 Stelle e al governo, non sta rispondendo in alcun modo, tanto che adesso di autonomia si cerca da parte della Lega Nord, dell'ex Nord, di non parlare più all'interno dello scenario politico veneto. Anche per questo il patto per l'autonomia veneto spinge, perché noi veneti non ci siamo dimenticati di aver votato su una dura giornata di pioggia, di aver votato in 2.300.000 chiedendo maggiori forme di autonomia. Sembra però che da Roma non ci sentano, ecco che allora l'occasione di incontrarci e di collaborare con il Patto per l'Autonomia Friuli e gli altri movimenti autonomisti che questa sera sono presenti e con i quali si vuole continuare a collaborare, deve servire a fare massa critica, perché quella che può sembrare una strana rivendicazione delle lontane province dell'impero diventa in realtà un modo di pensare. L'autonomia serve. L'autonomia serve e quindi la Lega non è più il partito giusto per
Portare avanti queste battaglie, secondo lei? Ma io non do giudizi su quello che fanno gli altri, prendo atto di quello che vediamo, ossia la Lega è al governo con i 5 Stelle, il governo Lega e 5 Stelle sta bloccando, anzi ha quasi finito di bloccare il percorso dell'autonomia del Veneto, anche se la Lega di governo è una cosa diversa dall'espressione del territorio veneto. Tornando invece al Friuli Venezia Giulia, anche ieri una proposta di legge per la tutela delle botteghe di paese, vi state muovendo su più fronti, quello degli appalti, quello appunto del commercio locale, quali saranno i prossimi step? Ma sicuramente noi continueremo a battere i temi che arrivano dai territori, i temi che stanno al centro anche delle nostre rivendicazioni su nuove competenze. Una delle questioni centrali per noi è sicuramente anche il tema dell'istruzione, dove chiediamo con forza che questa giunta regionale rispetti quello che è stato discusso in campagna elettorale, dove tutti i candidati presidenti di fatto siano dichiarati a favore di una regionalizzazione del percorso di istruzione. Sicuramente il tema forte è quello dell'economia, però noi abbiamo fatto questa proposta di legge sul tema dei lavori pubblici, copiando spudoratamente, perché a copiare bene non si fa peccato, mi insegnano, quello che hanno fatto a Trento e Bolzano. Loro sono riusciti a tutelare le loro piccole e medie imprese per far sì che gli appalti e i lavori pubblici rimangano sul territorio e non vengano gestiti da imprese di fuori regione che rischiano di essere largamente più inefficienti e più inefficaci. In questo senso, insomma, noi ci stiamo lavorando, la strada è ancora lunga, ma ci siamo. Questo allora l'obiettivo del Patto per l'Autonomia in Regione. Ringrazio Massimo Moretuzzi e Luca Azzano Cantarotti, li lascio la tavola rotonda che è ancora in corso, se volete seguirla qui a Palazzo Belgrado ci sono anche Herbert Dorfman della Südtiroler Volkspartei, poi anche si parla dell'Unione Valdôtaine, si parla anche del Partito Autonomista Trentino Tirolese col capogruppo in Consiglio provinciale Ugo Rossi, quindi tante voci da tutto il nord per parlare di questi temi importanti. A te la linea, Giorgia. Grazie.